C'è rabbia e delusione a Licata per la decisione del TAR Sicilia che ha salvato, almeno per ora, 2 dei 23 punti nascita inseriti nella blacklist dell'assessorato regionale alla salute, tra quelli a rischio chiusura. Sono quelli di Cefalo e Lipari, per i quali i giudici amministrativi hanno stabilito che le motivazioni dei tagli sono in un caso inconsistenti e nell'altro in contrasto con le stesse indicazioni del Ministero della Salute. Respinto invece il ricorso per quanto concerne la cancellazione del punto nascita del reparto di ostetrica e ginecologia dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Un provvedimento che, come detto, ha provocato delusione tra cittadini e soprattutto tra gli amministratori locali del circondario, impegnati in questi giorni in una plateale protesta a oltranza. La chiusura dei punti nascita riguardano le strutture nelle quali non si registrano 500 parti all'anno, il tetto minimo fissato dalle tabelle ministeriali. La Regione aveva quindi elaborato un piano che prevedeva la rimodulazione della rete sanitaria e l'accorpamento di alcuni punti nascita. Quello di Cefalù, per esempio, sarebbe stato rilevato dalla struttura ospedaliera di Termini Imerese. Il piano di Russo, poi congelato fino a settembre 2012, aveva suscitato reazioni nei comuni interessati con manifestazioni, cortei e sottoscrizioni popolari. Anche i comuni avevano annunciato l'impugnazione del decreto. Ora il TAR ha sospeso, in attesa di pronunciarsi nel merito nel giugno 2013, l'attuazione del provvedimento per 2 dei punti da tagliare. Nell'ordinanza si rilevano la carenza di motivazione e la mancata qualificazione di struttura pubblica dell'ospedale San Raffaele Giglio, del quale viene riconosciuta comunque la peculiarità gestionale mista pubblico-privata. Sulla vicenda interviene l'assessore Russo, il quale prende atto delle decisioni del TAR, riservandosi la facoltà di presentare ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Una decisione che tuttavia ritiene spiegabile, considerato, aggiunge, che sono stati respinti ricorsi riguardanti il punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata e quello della casa di cura Sant'Anna di Erice.